Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera. Quest'oggi, come tutti i giovedì, in collegamento con il professor Claudio Borghi Aquilini e con la possibilità nella seconda parte della trasmissione di intervenire in diretta chiamando allo 02 66 20 35 29 oppure mandando sms al numero 346 64 27 756, mail giulio.cainarca@radiopadania.net. Prima pagina dell'ANSA su consulta e CSM, le nomine alla Corte Costituzionale e al Consiglio Superiore della Magistratura. La soluzione sarà di alto livello, garantisce il Presidente del Consiglio, ma il secondo titolo dell'ANSA è dedicato alla Scozia, che è l'argomento del giorno anche a Radio Padania. Si decide sull'indipendenza testa a testa fra i sì e i no, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina. Si torna poi alla politica con l'ingresso di Forza Italia nel governo, il Premier lo esclude, e infine la politica estera, anzi in primo piano l'iniziativa americana contro lo Stato islamico, nuovi raid nella notte contro l'ISIS, lo Stato islamico vicino a Baghdad. Sono i primi 4 titoli d'apertura dell'ANSA, ma noi parliamo principalmente oggi di indipendenza anche dal punto di vista delle implicazioni economiche, dei paralleli con altre situazioni, compresa la nostra, quelle a noi più vicine. E peraltro io do il buongiorno e il benvenuto a Claudio Borghi Aquilini. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Allora, prima di entrare sul capitolo Scozia e tutto ciò che ne deriva anche per noi, vorrei chiederti 2 brevi opinioni su 2 fatti del giorno. Il primo, l'ennesima riforma annunciata, quella del Jobs Act. Si capirà che cos'è nel momento in cui il governo emanerà i decreti delegati in virtù di una delega che eventualmente riceverà dal Parlamento, però si parla sostanzialmente di licenziabilità, di contratto a tutele crescenti, di superamento dell'articolo 18, di ottemperanza agli ordini della Banca Centrale Europea fin dal 2011, dalla famosa lettera del 2011. Dall'altra parte, molto più prosaicamente, si parla invece di aumento di tasse varie, IVA innanzitutto, sui beni fondamentali, quelli al 4% oggi, per cui c'è l'aliquota del 4% oggi, pane, pasta, latte, carne, gli beni di prima necessità come vengono definiti, e dall'altra parte l'aumento, il raddoppio della tassa di successione. Lo ha annunciato ieri il Sole 24 Ore e oggi qualcuno riprende l'argomento. C'è poi il capitolo delle detrazioni fiscali, da diminuire con l'effetto netto di aumentare l'imposizione fiscale totale. Breve commento tuo su questa breve rassegna di fatti economico-fiscali del giorno. Tanto nel frattempo che parlavi, no, abbiamo già avuto un'impennata del numero dell'emigrazione, suicidi e cose di questo tipo. Scusa Giulio, ma è diverso da quello che noi abbiamo sempre detto che sarebbe successo? Non mi pare. Ecco. Allora, dato che noi abbiamo sempre detto che sarebbe successo così e quindi non mi stupisco, succede quello che deve succedere. Renzi fa il lavoro per cui è stato messo lì e quindi chiunque pensi ma guarda che cattivone questo Renzi che tocca l'articolo 18, che vuole precarizzare il lavoro, guarda che cattivone questo Renzi che alza l'IVA, guarda che cattivone questo Renzi che alza la tassa di successione, da lui non me lo sarei mai aspettato. Non so come lo definiamo, gonzo, disattento, non lo so, qualcosa del genere. E purtroppo secondo me di questi disattenti ne verranno fuori sempre di più, perché è vero che l'affluenza alle europee è stata bassa, ma pur sempre di quelli che sono andati a votare, e chi sta a casa purtroppo finisce ad aver sempre torto, di quelli che sono andati a votare il 40% hanno votato per costui, per cui il fatto che poi dopo queste cose succedano, insomma, possiamo anche lamentarci poco, ecco, perché certo quelli che ascoltano questa radio per la maggior parte dei casi sono innocenti, ma dall'altra parte gli italiani gli hanno detto, cioè in quelle elezioni lì gli hanno detto prego, vai pure avanti, vai pure avanti a fare il danno che diventerà sempre più irreparabile di secondo in secondo. Il fatto di voler abolire l'articolo 18 o quantomeno in generale continuare nell'opera di precarizzazione del lavoro
mentre siamo in recessione, voi dovete già subito capire che stiamo parlando di robe che sono contro la logica, cioè in questo momento il problema è che le imprese non assumono, no? Ma le imprese non assumono non perché c'è lavoro e sono intimorite dal fatto che cosa peraltro verissima, non siamo mai nascosti sul fatto che ci fosse un serio problema di rigidità del mercato del lavoro in Italia, cioè non è che siamo diventati comunisti dalla mattina alla sera, quindi non rinnego affatto che in condizioni di come si chiama, in condizioni normali gli aspetti sulla flessibilità del mercato del lavoro devono essere considerati, ma in questo momento le imprese non è che non assumono, e penso che sia evidente per chiunque tranne che per chi non è in malafede, non è che non assumono perché ci sono troppe tutele, perché c'è l'articolo 18, così questo tipo. In questo momento le imprese chiudono, e quando l'impresa chiude significa che la gente va per strada, e questo a tutti i livelli, cioè sia a livello di grande industria perché se va bene delocalizza, sia a livello ovviamente del negozio che non ci sta più dentro e quindi chiude e manda a casa la commessa. Cioè, in questo momento l'emergenza lavorativa è da tutt'altra posizione rispetto a quella che ci vendono. L'emergenza lavorativa non è certo derivante dalla scarsa flessibilità in uscita, ma in realtà stiamo parlando esclusivamente di una crisi di domanda che fa licenziare la gente. Quindi già la gente viene licenziata perché la fabbrica chiude, mi domando che vantaggio ci verrà nel momento stesso in cui noi possiamo licenziare di più. E io invece lo so che vantaggio ci verrà che è la ricetta greca che ci viene propinata, è la ricetta spagnola che ci viene propinata, vale a dire portare la disoccupazione al 20% o qualcosa del genere, cioè continuare ancora di più sulla strada della miseria, sulla strada della povertà e così via, poi in modo tale, pensate un po' voi la genialità di queste persone, di poi dopo diventare competitivi, perché a quel punto tutto un popolo affamato e probabilmente diciamo sotto l'ulteriore minaccia di una marea di immigrati disposti a lavorare per qualsiasi cifra, a quel punto anche l'italiano, una volta ridotto definitivamente in miseria e disperato, accetterà gli stipendi di tipo polacco o qualcosa del genere, 200 euro al mese, 300 euro al mese, pur di lavorare, pur di mangiare, ed ecco qua la nostra competitività recuperata. Tutto per non voler fare invece il recupero di competitività più naturale, più normale, più indolore del mondo, che è quello dato dalla moneta. Quindi questa difesa strenua dell'Europa, dell'euro, no? Così come è congegnata, che deve essere difesa a tutti i costi, passa per il nostro luogo il nostro luogo dove la schiena cambia nome. Vale a dire, deve essere precarizzato, deve essere tolto ogni tipo di tutela, di riforma e così di questo tipo, in costanza di periodo di crisi, in modo tale che la crisi si aggravi ancora e che la gente accetti il fatto di dover lavorare 200 euro al mese. Questo è lo scopo di Renzi, e nel frattempo, per poter tirare avanti in modo tale fino a quando le schiene saranno ben piegate dalle bastonate della disoccupazione, bisogna andare avanti al prelievo di tutti i risparmi e così via, perché ovviamente se no non si va avanti, e quindi via l'IVA, via le tasse di successione, così via. Tutto qua. Beh, semplice il meccanismo, no? Da una parte quello che poi viene fatto realmente, perché tra l'altro c'è anche, da qui a dicembre ce ne accorgeremo, un salasso sugli immobili, sui terreni, sui capannoni, che è ben più pesante di quello di Mario Monti, però viene mimetizzato con la sparata sulle ferie dei magistrati, con le polemiche a buon mercato, diciamo, quelle che poi non incidono realmente, perché lì non c'è nessun cambiamento reale.
cambiamento reale, se possiamo chiamarlo così, è in linea di continuità per la verità, perché con Renzi pagheremo, è già previsto, poi i conti li facciamo a dicembre, però pagheremo almeno 7 miliardi in più sul capitolo immobili, terreni, case, no? La famosa vecchia IMU diventata IUC. Però di sta roba qua non se ne parla molto. I 7 miliardi sono già messi in conto, in più rispetto a Monti. Oggi Monti viene definito un vampiro da chi ieri lo portava sugli scudi. Ci si può permettere qualche critica a Monti ad anni di distanza, a un paio d'anni di distanza, ma Renzi sta facendo peggio di lui. Vabbè, ma certo, e soprattutto, e poi dopo, se per caso saremo ancora vivi economicamente fra un po' di tempo, non dimentichiamo che poi dopo ci sarà l'aumento implicito ulteriore di queste tasse, che si chiamerà sanzione, perché penso che tutti sappiano che questo dalla mini IMU in poi, no, il pagare queste tasse su casa, che è un'idiozia veramente incredibile, perché le tasse uno le deve pagare sulle cose che guadagna, non sulle cose che non producono reddito. Cioè, se io abito in una casa, l'abbiamo concetto sempre ripetuto, l'abbiamo detto ogni volta, ed è ferma convinzione della Lega che se uno abita nella propria casa non ha alcun reddito su cui deve pagarci tasse, cioè ci abiti, che devi fare? E quindi cosa succede? Succede che il sistema di pagamento dell'IMU, della PASI, della Tari, no? E così di questo tipo, è così cervellotico, così bizantino, così sprezzantemente comunicato all'ultimo secondo, perché purtroppo il meccanismo stesso dell'incertezza della legge comportava che anche se uno tutto sommato avesse voluto portarsi avanti con il lavoro, in ogni caso non poteva fare diversamente, e quindi tutto viene comunicato all'ultimo secondo con una formula degna di un Nobel in matematica. Il risultato è che ci sarà inevitabilmente una serie di errori incredibili anche da parte di chi, nonostante tutto, rassegnato e eroico come buona parte del contribuente italiano, e aggiungerei soprattutto del contribuente italiano del nord, li infila a pagare tutte le cose, poi dopo ha fatto tutto, sbaglierà di 50 euro, sbaglierà di 70 euro, sbaglierà di qualcosa il conto, e arriveranno le sanzioni. E poi dopo vedete che senza bisogno di aumentare le aliquote ci saranno raffiche di cartelle, cose, osservazioni. D'altra parte, finché continuiamo a tenere botta a questo gioco con il nostro voto, loro saranno sempre più aggressivi e sempre più prepotenti. A proposito di voto, apriamo adesso il capitolo del referendum scozzese. I risultati cominceremo ad apprenderli a partire da dopo le 11 di oggi, stasera. In ogni caso, la questione scozzese sta, convogliando su di sé una serie di altre questioni: l'Europa, non l'Europa, l'euro, la moneta, la questione monetaria. Ecco, devo dire la verità, Claudio, mi sembra che questo dibattito in Italia sia abbastanza modesto, però potrebbe essere il referendum in Scozia un'occasione per parlare appunto della questione della moneta. Tu hai citato prima quanto importante è questa questione, ed è quanto incide nella carne viva delle persone, perché se tu fai l'operazione che hai più volte descritto, di cui hai parlato poco fa, ovvero la competitività cosiddetta in un regime rigido come quello della moneta unica, la vai cercando precarizzando il lavoro, diminuendo i salari, cioè facendo precipitare le condizioni reali di vita di cittadine e cittadini, e incidi veramente sulla vita quotidiana e sul tessuto vivo di una nazione, di uno Stato, dei cittadini. Dall'altra parte, invece, se il meccanismo più naturale e più logico fosse quello della svalutazione monetaria, cioè dell'adattamento di una economia alla contingenza, a ciò che succede, la leva monetaria quello è, no? Sostanzialmente la possibilità di adattarsi ai cicli economici in maniera non traumatica. Invece ci siamo infilati in questo vicolo cieco nel quale c'è una sola leva, quella della diminuzione dei salari, delle condizioni di vita, per cercare di essere competitivi, quando ci si potrebbe aggiustare
in maniera molto meno traumatica, ecco, mettiamola così. La questione della sovranità monetaria non è marginale, è importante per questo motivo. E ce ne stiamo rendendo conto solo ad anni di distanza dall'introduzione della moneta unica, perché ci siamo entrati in una ubriacatura ideologica che ha impedito che questo discorso si facesse per il beneficio dei cittadini e per un arricchimento, diciamo, dell'opinione pubblica. Insomma, siamo entrati alla cieca. Adesso il caso scozzese ci può far riflettere su questa questione, perché anche lì si pone il problema, nel caso dovessero vincere i sì all'indipendenza, che facciamo? Ci teniamo la sterlina, entriamo nell'euro, abbiamo una moneta nostra? C'è tempo per discuterne, perché sembra, a leggere i giornali di questi giorni, che se vince il sì da domani, come dice Letta, scoppia una Sarajevo, 1914, la prima guerra mondiale, una catastrofe terribile. Secondo altri, diciamo, i mercati impazziscono improvvisamente, avremo una crisi finanziaria enorme, insomma è alle porte il famoso baratro, no? I baratri possono avere diversa natura, ce n'è stato uno che ci ha portato al governo Monti e a tutto quello che ne è seguito, ce ne sono alcuni addirittura planetari, perché hai visto l'altro giorno sul Corriere della Sera l'ex presidente del Consiglio Letta che appunto diceva: guardate che se vince la Scozia qua ci troviamo come a Sarajevo nel 1914, scoppia la guerra mondiale. E invece c'è più di un anno, diciamo, per gestire un'eventuale vittoria dei sì, perché saggiamente, empiricamente, poi si sapeva già da un anno fa che ci sarebbe stato questo referendum, poi tutti a dire che i sì erano in minoranza, adesso sono sul filo di lana, però la sostanza è che, e mi sembra che oggi, mi è piaciuto un commento, non so se l'hai visto Claudio, sul Sole 24 Ore di Jeffrey Sachs, il quale dice, insomma, le cose si possono fare anche in maniera ordinata e razionale, se vince il sì, e se Unione Europea e il resto del Regno Unito e anche la NATO non hanno una volontà vendicativa contro la Scozia, è un percorso che si può tranquillamente affrontare e i mercati, diciamo, lo assorbono tranquillissimamente un'eventuale indipendenza della Scozia, dice Sachs sul Sole 24 Ore di oggi. Quindi c'è questa isteria, diciamo così, no? Da una parte, per cui se vince il sì, cataclisma, ma in realtà, diciamo, il percorso, te lo domando, come la vedi tu? Il percorso mi pare che possa essere anche ordinato, una transizione ordinata verso una nuova situazione. E poi entriamo nel discorso della moneta in un secondo momento, perché è un discorso importante. Oggi ne parla direttamente il premier scozzese Salmond, dicendo che in sostanza alla Scozia indipendente conviene, piacerebbe, vorrebbe mantenere come moneta la sterlina britannica, il pound britannico. Per quanto concerne l'Europa, dice Salmond, oggi intervistato, l'intervista è su Libero, la stragrande maggioranza degli scozzesi è contraria a entrare nell'euro perché vede gli effetti devastanti che l'euro ha prodotto nell'economia di paesi come l'Italia, la Spagna e la Grecia. Non vogliamo trovarci con una disoccupazione a livello record e con le nostre imprese in difficoltà, dice letteralmente Salmond, intervistato da Libero in questo caso. C'è la pubblicità, per cui ti propongo, Claudio, la mandiamo subito così poi siamo liberi di discutere su queste questioni. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Venire alla Mondoflex conviene. Pubblicità su Radio Padania Libera. Chiama il numero 02 66 23 44 22. Futuro è indipendenza. 21 settembre 2014. Cittadella, Padova. Rieccoci in onda allora con Claudio Borghi Aquilini. Allora, dicevo, i catastrofisti alla Letta e affini, ce ne sono tanti. Invece la possibilità di un percorso ordinato normale, visto che era previsto, è stato istituzionalmente previsto e di comune accordo fra Gran Bretagna e Scozia che si tenesse questo benedetto referendum, e poi dall'altra parte le idee di Salmond sulla moneta. Ci teniamo la sterlina, l'euro agli scozzesi non piace molto perché ha visto l'effetto che fa, direbbe Iannacci. Tu come la vedi? In realtà si chiama... tutte questo non è che esattamente catastrofismo fino a se stesso, si chiama frame,
vale a dire una manipolazione assolutamente voluta e scientifica dell'opinione della gente, sport nel quale l'Unione Europea è bravissima. Cioè, io sono ormai studiando un po' queste cose e magari qualche volta già so che è stato fatto, ma facciamo per Soprammercato, ci invitiamo Marcello Foa, magari che lui è molto bravo con la comunicazione e sullo studio di queste tecniche manipolative, che così ce le racconta un po'. In realtà è del tutto voluto, cioè il fatto di far presentare delle cose che invece dovrebbero essere normali, positive, segnali come potenziali catastrofi, disperazione, morte, Sarajevo, la guerra, il sangue, cioè di solito l'escalation, no, parte con la crisi finanziaria, sarete tutti poveri, no, e poi dopo si arriva di solito, anzi sarete tutti morti perché ci sarà la guerra, no? E tutto questo per un referendum dove un popolo chiede molto banalmente, che già oltretutto c'ha la sua nazionale di calcio, c'ha la sua bandiera, sono già largamente indipendenti, e tutto questo perché un popolo vuole essere indipendente. Ma di che cosa parliamo? Ma di che? Se noi leggiamo i giornali, lo vediamo subito questo premio in tutte le righe. C'era l'altro giorno, mi ricordo, avevo messo su Twitter così tutto per ridere, è venuto fuori per la prima volta il sondaggio che dava in vantaggio, il sì, no, sul premio scozzese. Qua crolla la borsa, era meno 0,4, cioè tremano i mercati, crolla la borsa, meno 0,4. Ora io dico, ma una giornata qualunque in borsa può essere. Ma sì, ma una giornata qualunque, ma nemmeno, c'è una di quelle da sbadigli proprio intensi. Ma scusate, giusto per capire bene la potenza del frame e le cose che ci stanno raccontando, il default in Argentina, cioè ce lo ricordiamo, no? Cos'era, un mese fa, qualcosa del genere, c'è il default in Argentina, no? Quindi titoli da tutte le parti, sembra che gli argentini in ginocchio. Ma adesso, scusate, avete notizia di stragi in Argentina, di gente disperata per strada? Ma qualcuno si è preso la briga di andare a vedere cosa sta facendo l'indice della borsa argentina, no? Quello che quel giorno lì è il crollo in borsa e così via? Qualcuno sta perdendo tempo per dire, guardate, avete internet davanti, avete un computer, schiacciate Merval, che è il nome della borsa, dell'indice della borsa argentina. Dateci un'occhiata e guardate cosa è successo. Guardate se è crollato. Fate Merval, prendete un grafichello, anche se voi vi intendete poco magari di borsa o cose di questo tipo, sicuramente saprete distinguere quando c'è una linea che va su e una linea che va giù. Se va giù stanno scendendo i prezzi, se va su invece stanno salendo. Ecco, l'inclinazione della salita della borsa argentina, direi dall'inizio dell'anno a oggi, quindi comprensivo del default, è una roba che può assomigliare a una parete di salita del quarto grado, di quinto grado di arrampicata. Quindi sono ai massimi storici il prezzo delle azioni argentine, non si vede neanche il giorno del default nel grafico, non si distingue all'interno di una salita continua. Eppure tutto questo sistema di informazione militare, che veramente, ma suppongo che Mussolini avrebbe risultato se gli avessero messo a disposizione una macchina di questo tipo per la propaganda, così per via, mi fa credere che le cose sono disastrose, disperazioni, chissà che cosa succede. Allora, un popolo, quando decide di chiedere la sua indipendenza, sta facendo un atto di democrazia. Non c'è Sarajevo, non c'è niente di che. Se uno guarda i confini dell'Europa, come si sono spostati
negli ultimi anni, la maggior parte dei casi in cui ci sono avute delle grandi aggregazioni è stato a seguito per brevi periodi, a seguito di guerre. Cioè, l'invasione della Germania, dell'Europa nella seconda guerra mondiale ha mutato molti confini, ma poi per il resto, altrimenti i confini d'Europa si ricompongono, si risistemano. La Cecoslovacchia prima era Cecoslovacchia, adesso è Repubblica Ceca e Slovacchia. Non mi risulta che ci siano stati chissà che disperazioni. L'Irlanda prima era parte del Regno Unito, è diventato indipendente, eppure sono ancora lì. Ecco Claudio, su questo punto però voglio chiederti subito, quanto reale è, adesso al di là dei frame, come giustamente ricordavi tu, ne abbiamo anche sentito parlare proprio Marcello Fo nel corso di quel convegno che abbiamo trasmesso quest'estate, organizzato da Asimmetrie, no? Ecco, a proposito di frame, cioè frame vuol dire creiamo delle parole d'ordine che si scolpiscano, diciamo così, quasi automaticamente in maniera semi-irrazionale nella testa dell'opinione pubblica, perché se fossimo cittadini adulti, come direbbe Prodi, se fossimo cittadini adulti, di questi allarmi terribili non faremo altro che ridere, perché francamente che un ex presidente del Consiglio abbia il coraggio di scrivere sul principale per diffusione, per quanto modesta, perché i giornali in Italia li leggiamo in 4, però sul Corriere della Sera scriva che se l'indipendenza della Scozia viene raggiunta siamo nella condizione di Sarajevo 1914, francamente se lo avesse scritto uno che voleva prendere la maturità lo bocciavano, secondo me, no? Diciamo, è una fesseria talmente colossale, diciamo, che se fossimo cittadini adulti ci metteremmo solo a ridere, consiglieremmo e ci rammaricheremo del fatto di aver dovuto mantenere Letta per così tanto tempo, visto che non ha fatto altro che politica. E appunto è un presidente del Consiglio, quindi non uno di passaggio, diciamo così. Però al di fuori dei frame ti voglio chiedere questo, cioè dei condizionamenti, degli slogan atti a terrorizzare l'opinione pubblica, a cercare di farla pensare in una certa direzione in maniera acritica, cioè senza pensarci sopra seriamente. Quanta preoccupazione reale c'è, secondo te, nell'empireo europeo per il referendum scozzese, per il possibile effetto, lo chiamano contagio, come se fosse una malattia, l'indipendenza e la libertà? Comunque, dovrebbe essere invece una delle condizioni basilari dell'essere umano, già da individuo, figuriamoci nelle organizzazioni sociali. Ma comunque, secondo te qual è la reale preoccupazione dell'eurocrazia, chiamiamola così, rispetto a una possibile vittoria dei sì in Scozia? L'effetto di diffusione ci sono già tanti semi, diciamo, di questo tipo in giro per l'Europa. Oggi Carlo Lottieri sul giornale giustamente ragiona in questi termini. In Italia è il Veneto la regione che più potrebbe somigliare alla Scozia nella sua volontà di indipendenza, fondata sulla storia, fondata sulla lingua, fondata sulla necessità economica. Poi parliamo a parte di Lombardia, tu sei lombardo e chiedo la tua opinione, ma questo ne parliamo dopo. Allora, la preoccupazione c'è o non c'è? È vera o reale? È reale o è solo, diciamo così, lo spauracchio e basta? No, secondo me la preoccupazione è forte, ma cioè quello che li preoccupa, per come leggo io la situazione, non è tanto il concetto dell'indipendenza, no? Perché in realtà, come vedremo poi quando parleremo di moneta e cose di questo tipo, gli amici scozzesi secondo me stanno sbagliando molte cose nella loro richiesta di indipendenza, no? Appunto a partire dalla moneta, che è poi la cosa che veramente interessa a loro. Quindi nel momento stesso in cui dice vabbè c'è il popolo indipendente ma fa la scemenza di non chiedere la moneta propria, secondo me quello li preoccupa in modo molto minore, perché sanno benissimo che possono metterli in ginocchio in qualsiasi momento. Cioè l'amico scozzese si renderà conto, diciamo, gli auguro di riuscire già oggi avere l'indipendenza, ma purtroppo se non chiede la moneta propria rischierà di capire che invece di essere la Germania dell'Inghilterra diventerà l'Irlanda. Allora ti interrompo, introduciamo subito questo argomento. Allora ti interrompo perché io ho citato prima l'intervista a Salmond, il premier scozzese, il quale ribadisce che la Scozia indipendente manterrà come moneta la sterlina. L'euro non ci piace, dice... No, prego Claudio. No, adesso
dato che suppongo che su questa roba bisogna parlarne diffusamente, Sì, però sì. ti dico molto velocemente Sì. invece perché io penso che l'Europa sia molto preoccupata. Sì, scusami. Per questa cosa. Molto banalmente perché si annuncia una cosa che loro cercano di occultare disperatamente, vale a dire la possibilità di scelta. Cioè, vale a dire, l'Europa si basa su tutta una serie di assunti inevitabili. Sì. Cioè, c'è l'austerità, bisogna fare l'austerità. C'è l'euro, cioè, è tutto indiscutibile, tutto Dogma. dogmatico, non c'è assolutamente la possibilità del popolo di scegliere, non viene contemplata. Per cui il fatto che si dia pubblicità, diciamo così, al fatto che un popolo può anche scegliere il proprio destino, è una cosa che secondo me terrorizza l'establishment europeo. Quindi al di là dell'aspetto poi dopo pratico, no, Sì, di quello che sì. succederà alla Scozia, la possibilità di scelta e quindi diciamo in senso lato la democrazia terrorizza l'eurocrazia. Cioè l'eurocrazia è un potere che si basa su un'oligarchia che non deve avere fra le balle il popolo. Per cui il fatto che ci sia una possibilità di scelta per loro è bestemmia. Ecco, e questo allora è il vero lato che preoccupa l'eurocrazia, diciamo così. Sì. Verrebbe meno un cardine su cui è stata costruita tutta l'impalcatura. Discorso moneta, importantissimo, centrale. Allora, Salmond non è persona di scarsa esperienza, è anche una persona che ha avuto una carriera in banca, del mondo dell'economia, della banca e della finanza, se ne intende come, no? Allora, perché Salmond, secondo te, dice noi manterremo la sterlina e non avremo una nostra autonomia monetaria, fermo restando che c'è un anno e passa di tempo per affrontare questa e le altre questioni che dovessero emergere da un eventuale sì all'indipendenza scozzese? Perché dunque questo legame con la sterlina, cioè moneta che a quel punto diventa moneta di un altro Stato, di uno Stato diverso, e che riproduce, come ha notato Krugman, ne abbiamo accennato l'altra settimana, l'economista americano Krugman, premio Nobel, dice, insomma, è assurdo essere indipendenti e poi però, diciamo, dipendere da un altro Stato, da un'altra banca centrale, da un'altra moneta che non è tua. Certamente l'euro, dice Salmond, non ci interessa, la stragrande maggioranza degli scozzesi ha visto che genera povertà, come per esempio in Italia, disoccupazione e via dicendo, e l'euro no. Però la sterlina sì. Perché secondo te? Detto da uno che appunto Allora, non è uno sprovveduto. le possibilità sono due. O è molto furbo, oppure non ha capito, nonostante il background. Allora, se è molto furbo, può essere che ha capito che l'argomento della moneta è divisivo, può essere che ha capito che parlare di moneta spaventa tanta gente, proprio anche a causa di FEM similari. Allora, prima porta a casa il risultato dell'indipendenza e poi introdurrà il discorso della moneta. Questo se è molto furbo. Io non approvo, nel senso, cioè io personalmente, e tutto sommato anche il nuovo corso, diciamo così, impostato con Matteo Salvini, sta nella totale trasparenza e sincerità. Cioè, non mi piace l'idea di far pezzo il popolo, non dicendogli le cose che poi dopo magari lo spaventano, no? Per poi fare quello che secondo noi è il suo bene. No? Sì, questo paternalismo, io non lo farei. Questo paternalismo bonario, diciamo. Ecco, io non lo farei, io racconterei subito cosa sono i pro e contro delle cose in modo totalmente sincero e poi su quello prenderei il voto. Ma può anche essere che sia brillante tattica, no? A un certo punto lui, sapendo che in ogni caso se introduceva il discorso della moneta aveva meno possibilità poi dopo di vincere il referendum, che non dimentichiamo. No, perché magari Claudio e gli altri avrebbero detto ma attenzione cittadini scozzesi, perché il fatto che adesso non abbiate più il vostro pound, che comunque era la moneta che avete sempre utilizzato, genererà una catena di disastri. A quel punto, diciamo, l'idea delle persone che devono rinunciare alla moneta che hanno nel portafoglio poteva essere usata in chiave terroristica. Questo oggettivamente certo, sì. Vediamo quello che succede da noi quando si parla dell'euro, e quindi
può essere che per evitare questa cosa, poi oltretutto ho tenuto presente che insomma si sta parlando anche di un popolo che è molto conservatore e così via, e quindi il fatto della tradizione della sterlina avere un'altra cosa, una cosa che non insomma d'altra parte poi dopo bisognerebbe raccontargli invece cosa è successo agli irlandesi quando hanno mollato il loro pant, no? Perché loro avevano la moneta irlandese per passare nell'euro, se poi dopo gli ha portato del bene o del male. Comunque in ogni caso può essere che l'argomento o che la tattica insomma di Salmon sia questa. Alternativamente invece può essere un errore. La cosa più probabile, che non ha capito ed è, diciamo, in teoria per l'uomo della strada è comprensibile, perché non avendo lui provato l'euro, perché bene o male vive nel mondo della sterlina, può essere che non abbia capito bene, diciamo, il cittadino inglese dice sì, ok, so che non lo voglio l'euro, no? Perché vedo che ha creato povertà e così via, però non ho capito perché ha creato povertà, cioè, e quindi penso, per semplificando l'argomento, che l'euro è cattivo, la sterlina è buona e quindi io mi tengo la sterlina. Peccato che non è che l'euro è cattivo o la sterlina buona, è il fatto di avere sovranità monetaria o di non avercela. Poi dopo come chiamiamo la moneta? Possiamo chiamarla il tarocco, possiamo chiamarla il ducato, cose di questo tipo, non cambia mica niente. La differenza sta tutta nell'avere sovranità monetaria o non averla. Se hai sovranità monetaria hai delle flessibilità che ti consentono di stare vivo, se non ce l'hai finisci in chiave. E quindi può essere che magari l'equivoco, no, su cui molti scozzesi vivono, e magari anche lo stesso Salmon, è quello di avere eccessivamente semplificato e di pensare che euro è brutto e sterlina buona, e quindi io indipendente con sterlina vado bene. Ecco, questa questione qui della adesione o meno a una moneta, che peso può avere secondo te di fronte alla rivendicazione di ricchezza? Perché l'altra delle motivazioni dell'indipendenza scozzese è: saremo più ricchi, avremo le nostre risorse. Londra ha prodotto poveri, ha tassato i meno abbienti, dice testualmente Salmond, ha favorito i ricchi, Cameron è un Robin Hood all'incontrario. Al contrario, se noi diventiamo indipendenti, passiamo dal 20° posto nella classifica dei paesi più ricchi al 6° posto della ricchezza mondiale. Nel contempo però dipendo da un altro Stato, da un'altra banca centrale per la gestione della mia moneta. Le due cose un po' stridono, no? Sì, stridono abbastanza, perché che diciamo l'essere più ricchi o l'essere avvantaggiati sia una delle grandi motivazioni per domandare indipendenza, questo direi che lo sappiamo. Non mi risulta che ci sia la Calabria che domanda l'indipendenza dall'Italia, perché sa che alla fine ci perde, no? Quantomeno. Poi io posso anche fare, volendo, avendo tempo, si potrebbe fare il discorso al calabrese dicendo: guarda che però questa tua dipendenza dai trasferimenti interni, quindi dai denari altrui, in realtà non ti ha portato gran fortuna, perché è vero che vieni costantemente pagata, ma è vero che non riuscirai mai a camminare con i tuoi piedi, no? Quindi è come dire, non lo so, il malato che si abitua alla flebo, no? Uno dice: beh, ma io sono qua, sono sdraiato, mi danno da mangiare, sono sempre accudito e così di questo tipo, vado bene. Sì, ok, al momento ti può venire questa tentazione, però in realtà la tua vita vera e probabilmente più felice sarebbe nel momento stesso in cui tu riesci a camminare con le tue gambe e mangiare cibo vero invece che riceverlo da un tubicino. Però applicato alla Scozia è evidente che questo soprassalto, diciamo così, di desiderio di indipendenza, guarda caso si è concretizzato quando si è trovato il petrolio. Cioè, nel momento stesso in cui nel mare del nord, no, poi dopo sono aumentate la produzione di petrolio, a quel punto il reddito medio dello scozzese diventa più alto di quello britannico se si considera il petrolio. Sì.
Però uno dice, sì, ok, va bene, sono un po' più ricco e quindi in teoria dovrei anche cavarmela, no? Vero, quindi c'è qualcuno che può anche pensare legittimamente che in un'unione monetaria come quella che si verrebbe a creare, no? Tra Scozia e Inghilterra con la stessa moneta, quello più forte sia avvantaggiato. E quindi in teoria la Scozia potrebbe trovarsi a giocare la parte, virgolette, della Germania e quindi avere vantaggio dall'unione monetaria. Purtroppo non è così, perché alla fine il mazzo ce l'ha chi ha la banca. Quindi nel momento stesso cosa succede? Io posso anche avere dei residui fiscali positivi, posso accumulare soldi, posso gestirmela meglio perché sono più ricco e più petrolio, no? E così via. Bene. Ma nel momento stesso in cui dovesse venire fuori una crisi valutaria, e sappiamo benissimo che queste possono essere create assolutamente adatte, basta ormai una voce. Basta veramente la voce che però forse la banca scozzese non è tanto sicura. A quel punto poi dopo cominciamo a far scendere un po' i titoli della banca scozzese, no? Anche qui vediamo che non ci vuole niente. A quel punto mettiamo qualche attore che preleva i soldi davanti alla banca, no? Così tanto per creare un pochettino di panico. A quel punto lo Stato scozzese si trova a dover garantire per le sue banche. È peccato che non può farlo, perché non ha soldi e non li controlla. E allora viene fuori come l'Irlanda. A un certo punto le banche irlandesi, no, hanno dovuto essere garantite, e peccato però che non c'era una banca centrale di Dublino. Il risultato è stato che sono saltati per aria e che hanno dovuto poi dopo chiedere aiuti e prestiti dall'Europa, la Troika, con tutto quello che segue, e prendersi i soldi anche da noi, perché ricordiamo che gli amici irlandesi sono stati abbondantemente pagati e mantenuti con prestiti erogati da noi, con il nostro debito pubblico, che invece è cosa che non è capitata ovviamente in Inghilterra, perché la Bank of England ha fatto spalluccio e quindi dice: voi non avete fiducia, voi vendete i miei titoli, state le me e io vi stampo in sterline, vedete un po' voi. Il risultato è che in Inghilterra non è successo niente, mentre invece in Irlanda è successo quello che è successo. Bene, poi tra poco sentiamo anche gli ascoltatori, però su questa linea volevo chiederti, Claudio, visto che anche il Financial Times ha parlato di Scozia e nel contempo di Veneto, no? Ha tracciato un parallelo possibile, citando anche altre realtà che hanno aspirazioni all'indipendenza in Europa. Per l'Italia in primis il Veneto. Oggi c'è un titolo sul giornale, l'articolo che citavo prima di Carlo Lottieri: la Scozia d'Italia è un sogno possibile soltanto per i veneti. Certamente non sarà la Sicilia, scrive Lottieri, ed è logico a chiedere l'indipendenza, perché la Sicilia è la regione che ha il residuo fiscale negativo, cioè che prende più soldi in assoluto in Italia, ben oltre i 10 miliardi secchi ogni anno, dai 12 ai 13 a seconda delle stagioni, però è la regione più sussidiata d'Italia, anche se formalmente già autonoma, no? Uno dei controsensi italici più macroscopici. Non sarà certamente la Sicilia o la Calabria. La Sardegna pure è ampiamente sussidiata, quindi è difficile che anche da lì venga fuori qualcosa di buono. Certamente il Veneto ha le carte in regola, perché ha una sua storia, ha una sua bandiera che ha 1400 anni, sul piano storico-culturale e dal punto di vista linguistico ha una compattezza, e poi dal punto di vista economico, ragiona Lottieri, il Veneto è un territorio il quale è stato povero fino a non moltissimo tempo fa e soggetto a emigrazione. Poi c'è stato il miracolo del nord-est, la stagione si è chiusa con la terribile crisi che porta anche a drammi umani oltre che imprenditoriali. Il Veneto ha la consapevolezza di essere penalizzato da Roma, regala 21 miliardi all'anno, circa una ventina di miliardi ogni anno gratis, li lascia nelle casse di Roma, il residuo fiscale famoso, differenza fra dare e avere, e quindi diciamo ci sono tutte le condizioni perché quello del Veneto non sia soltanto un sogno. E il mondo indipendentista veneto ultimamente si sta muovendo in maniera molto dinamica. Il governo centrale ha risposto picche al referendum per l'indipendenza, l'ha impugnato, si vedrà, la Corte Costituzionale dovrà decidere, però il Veneto è sostanzialmente la Scozia d'Italia.
Si pone però qui, Claudio, lo stesso ragionamento e problema che abbiamo fatto e che hai fatto adesso per la Scozia, anche in una chiave indipendentista, un processo ancora abbastanza lungo. È la regione più avanzata da questo punto di vista, ha votato la sua legge per il referendum, però c'è ancora strada da fare. Ma in un'eventualità del genere, anche qui si pone il problema della moneta, cioè del controllo della tua economia anche una volta che diventi indipendente, no? Assolutamente. Ripeto, sull'indipendenza io sono non favorevole, strafavorevole, come ovvio che sia, perché altrimenti, cioè, se non credo che mi sarei mai avvicinato a un movimento come la Lega Nord se consideravo repellente l'indipendenza. L'indipendenza è democrazia, questo continuo a dirlo, cioè è molto, non si capisce perché un popolo non possa decidere in modo libero cosa vuole fare di se stesso, se conviene o se pensa che sia meglio unirsi per tanti motivi rispetto ad altri, oppure stare da soli. Sul fatto che il Veneto o la Lombardia, insomma, o il Nord Italia, inteso la macro regione, chiamiamola come vogliamo, insomma, l'estensione del territorio, facendola molto, molto banalmente, che chi paga, perché diciamo le regioni ricche, diciamo le regioni che ormai stanno diventando ex ricche, le regioni che hanno un residuo fiscale attivo, con l'euro non hanno motivo di rimanere con l'Italia dal punto di vista della convenienza economica, per un motivo semplicissimo di cui noi abbiamo parlato tante volte qua. Vale a dire, ci sono nelle unioni dei vantaggi e degli svantaggi. Il vantaggio clamoroso, di cui oltretutto il Veneto è stato uno dei principali beneficiari dell'Italia, diciamo così, pre-euro, era che la produzione veneta produceva in Veneto e vendeva in lire, che era una moneta sicuramente più bassa rispetto alla forza dell'economia del Veneto. La stessa roba si può dire per la Lombardia, si può dire per l'Emilia e per il Piemonte. Il risultato è che quindi l'imprenditore veneto, no, poteva vendere i suoi prodotti con un forte sconto rispetto ai concorrenti internazionali, perché il suo prodotto era appunto prezzato in lire, e quindi il suo listino prezzi, diciamo così, era derivante dalla media del Veneto, ma anche della Calabria, della Campania, no? E così via. Questo vantaggio veniva pagato a caro prezzo, ma poi dopo uno, materia degli storici, decidere se era più il vantaggio o lo svantaggio. Comunque diciamo che c'era un controbilanciamento derivante dalle forti tasse che bisognava pagare quantomeno molto di più rispetto al normale, rispetto al dovuto, per i trasferimenti monetari che andavano poi dopo al sud. Questo era l'affare, diciamo così, il do des. Io ti do un vantaggio economico derivante dalla moneta bassa, e tu in cambio dall'altra parte paghi più foraggi. Per foraggi, esatto, per mantenere poi dopo le parti sfavorite del tuo Stato. Con l'euro c'è soltanto lo svantaggio, ed è per questo che io dico che veramente l'argomento che uno dovrebbe portare in Europa, se veramente volesse giocare in questa simpatica partita dell'europeista, dovrebbe dire: signori, se veramente l'argomento è che noi dobbiamo essere tutti un unico popolo, così questo tipo, ecco, allora se siamo un unico popolo europeo, quindi vogliamo fare una specie di Italiona, no? Così come era prima, i soldi del trasferimento fiscale nelle regioni svantaggiate, che quindi sono la Grecia, ma è anche la Sicilia, ma è anche la Calabria, ma anche li paghino le regioni avvantaggiate, che non sono più quelle del Nord Italia, ma sono quelle della Germania. Quindi non bisognerebbe andare a chiedere al lombardo, finché si sta dentro nell'euro, o al veneto o al piemontese, di pagare più tasse per il sud, perché non c'è più nessun vantaggio. Queste tasse, se noi veramente vogliamo fare gli europeisti, dovrebbero essere pagate dai tedeschi, in modo tale che
in un'area valutaria unica le regioni ricche, cioè vale a dire quelle che hanno il vantaggio dall'unione monetaria, paghino poi dopo i trasferimenti da chi è invece svantaggiato, no? In questo caso il Sud Italia. Ora, questo se non viene fatto è naturale che poi dopo la pulsione successiva sarà che queste tasse, questi trasferimenti in cambio di nessun vantaggio diventeranno intollerabili, e allora la gente poi dopo l'indipendenza se la prenderà con le buone o con le cattive. Quindi in realtà queste camicie di forza che stanno cercando di immaginarsi, cioè sbrigarsi a vendere i beni di famiglia, sbrigarsi a vendere le società, i beni italiani, no? E così di questo tipo, servono perché secondo me anche loro sanno che così facendo non si va avanti, no? E in una maniera o nell'altra poi dopo questa cosa implode. Però, e questo è l'argomento che deve essere spiegato in tutte le maniere, che non si pensi, così come per la Scozia, che l'indipendenza prescinda dalla moneta. Claudio, c'è un breve stacco pubblicitario, ritorniamo poi subito in diretta. Nella casa del futuro l'energia è pulita e la tecnologia ...23 44 22. Bene, allora, indipendenza senza moneta è una cosa che non funziona, non può funzionare, e alla breve o alla media o alla lunga genera problemi, no? Claudio, questo è il punto fondamentale. Faccio un esempio velocissimo dei miei, va così inquadriamo la questione. Allora, supponiamo che esista la Lombardia e il Veneto, no? E che uno abbia lo scudo e l'altro abbia il ducato, e che valgano uguale come moneta, no? 1 a 1. Quindi un frigorifero prodotto a Mantova costa 100 e un frigorifero prodotto a Verona costa 100, ognuno nella rispettiva moneta, no? dei due paesi. A un certo punto supponiamo che la Lombardia decida di unirsi alla Calabria, e quindi decide di fare un nuovo Stato, il Lombardo-Calabro. Ecco. Allora, a questo punto, nel momento stesso in cui la Lombardia si unisce con la Calabria, la sua moneta vale la metà. Perché a questo punto, invece di riflettere la forza dell'economia della Lombardia, riflette la forza la media dell'economia della Lombardia mista con la Calabria, no? Il risultato è che il giorno dopo che questo succede, il frigorifero prodotto a Mantova costa la metà rispetto a quello prodotto in Veneto.
rispetto a Verona. E quindi uno veramente non pensa, e col risultato che il veronese stesso poi andrebbe a comprare il frigorifero di Mantova. E poi dopo si crea disoccupazione dall'altra parte in Veneto. Se poi il Veneto ha a sua volta una sua moneta indipendente, a quel punto poi dopo alla fine si ricreerà un equilibrio, perché scenderà anche la moneta man mano che aumenterà la disoccupazione in Veneto e tutti compreranno il frigorifero di Mantova, allora a quel punto poi scenderà anche la moneta del Veneto e si ritornerà un equilibrio. Ma se il Veneto fosse, per esempio, invece parte dell'euro e quindi la disoccupazione si crea solo lì, e poi dopo sono cavoli, perché poi dopo i vantaggi come adesso rimangono in capo alla Germania, e quella disoccupazione poi non potrebbe essere affrontata, che è quello che sta succedendo adesso. Per questo bisogna stare molto attenti quando non si considera la moneta, perché al di là poi dopo del fatto di essere prestatore di ultima istanza, di riuscire a parare le crisi, insomma quello che abbiamo detto prima per la Scozia, per dei paesi che esportano, per dei paesi che producono, come devono essere la Lombardia, il Veneto e in generale il Nord Italia, la moneta conta, perché non è indifferente se il nostro listino prezzi è troppo caro, troppo basso. Per cui bisogna stare molto attenti, ecco, quando uno parla di indipendenza e poi dopo pensa che con quello si risolvono tutti i nostri problemi. L'indipendenza è tale ed è piena nel momento stesso in cui si ha moneta propria. A quel punto lì veramente c'è la libertà, altrimenti c'è la libertà del moscerino sotto il bicchiere. Cioè in apparenza tu puoi volare dove vuoi, no? E così via, ma in realtà sei confinato dentro dei confini che ti impediscono di uscire. Può il Veneto essere indipendente anche con la moneta propria? Certo che può. Non so, come c'è la Danimarca che ha la corona danese, non capisco che cosa otterrebbe al fatto di avere una regione più grande, più attiva e così via, come può essere il Veneto o come potrebbe essere direttamente la Padania, Nord Italia o simili, in modo indipendente. Non c'è un confine minimo oltre cui uno viene schiacciato, uno viene mangiato o qualche cose strane uno dice che succedano. In passato c'era il problema dell'esercito. Se uno era troppo piccolo, capitava che quello di fianco, che era un pochettino più grande e aveva l'esercito più grande, a un certo punto si sfruttava e invadeva e se lo passava. Questo, adesso siamo in teoria un pochettino più civili e quindi dal punto di vista delle divisioni non ci sono, per quello che riguarda la teoria economica, dei limiti così stringenti. Certo, sarebbe meglio che la stessa moneta fosse all'interno di aree ottimali, ed è per questo che io dico che secondo me la cosa migliore per l'Italia dovrebbe essere nel momento stesso in cui si esce dalla gabbia dell'euro, mantenere inizialmente la stessa struttura che c'era prima, vale a dire quella basata sull'Italia unita e lanciata, in modo tale da consentire all'industria del nord di ripartire, cioè dargli quella specie di, virgolette, droga iniziale, spinta iniziale, derivante dalla moneta sottovalutata, quindi da una moneta che includa la debolezza del sud e che consenta all'industria del nord, no, di poter recuperare appieno quello che stanno perdendo di giorno in giorno, e poi passare a due monete. A quel punto, nel momento stesso in cui si possono fare, non c'è nessuna cosa che lo vieti, che lo impedisca, cose di questo tipo, mettendo due monete anche sotto il cappello dello stesso Stato, quindi una moneta per l'Italia del Nord e una moneta per l'Italia del Sud, si possono cessare i trasferimenti, perché a quel punto il Sud viene messo in condizione di competere. E allora a quel punto non ci sarà più questo fastidio o questa imposizione del trasferimento fiscale per mantenere poi dopo un'economia che per forza
è sussidiata e fa girare le palle, perché nel momento stesso in cui tu hai un'economia che è sussidiata, cioè vale a dire che non è viva per sua natura, ma viene mantenuta, a quel punto significa che io sto pagando uno per guardare stelle. Allora, è ovvio che faccia girare le palle. Apriamo allora le linee adesso per l'ultima parte della trasmissione, 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire. Gli sms in questo momento non mi si aggiornano, per cui vediamo se si sbloccano, poi vi ridò il numero. Intanto sono arrivate anche 2 mail, giulio.cainarca@radiopadania.net e appunto 2 telefonate. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Scozia indipendente, visto la giornata. Oltretutto col cielo uggioso alla scozzese. 2 precisazioni veloci e una domanda. Allora, la prima precisazione è sull'articolo di Lottieri, che diceva che il Veneto era povero, poi è diventato ricco. Piano minuta. Il Veneto era ricco, è diventato povero entrando in Italia, perché fino al regno ausburgico tutto sommato se la cavava relativamente bene, malgrado i debiti di guerra e qualche altra cosa che aveva, ma comunque se la cavava bene e aveva anche un'istruzione scolastica molto elevata, quindi è proprio l'entrare in Italia che è stato un danno per il Veneto, non che l'entrata in Italia sia stata una questione che poi abbia agevolato la ripresa economica del Veneto. Seconda cosa, circa le affermazioni del suo interlocutore, che non mi ricordo il nome, mi perdonino, diceva che la Scozia potrebbe, fra virgolette, fare anche la fine dell'Irlanda quando c'è stato il problema dell'euro e la richiesta delle banche di sovvenzioni. Credo che il problema sia relativamente diverso, perché comunque l'Irlanda aveva grossi investimenti, grosse fra virgolette industrie del settore dei servizi, ma aveva poco di veramente industriale, mentre la Scozia ha il petrolio, che non è industriale ma sicuramente è un punto. In ultima analisi volevo chiedere solo una cosa. Qualche giorno fa su un giornale c'era un rapporto tra Scozia e il resto del Regno Unito, con PIL del resto del Regno Unito al 22.000 euro più o meno pro capite e 31.000 della Scozia. Ora vorrei sapere se questi dati tengono conto del fatto che per esempio i 5 milioni di scozzesi hanno anche una Royal Bank of Scotland e quindi viene ripartito in quella maniera, o se i redditi della Royal Bank vengono fuori, perché se veramente avessero 31.000 euro contro i 22.000 cosa gliene fa di andare da soli? Cioè, non so se mi sono spiegato. Va bene. Grazie, l'altra telefonata, pronto? Ciao, Alessandro Lanurro dalla Sardegna. Buongiorno Alessandro. Io volevo rilasciarmi sempre a quell'articolo che ha citato lei, che la Sardegna in teoria non se lo può permettere perché è ampiamente sussidiata. È vero, però come dice magnificamente il dottor Borghi, è la moneta che poi alla fine rende veramente indipendenti. Se la Sardegna si fa la sua indipendenza con la sua moneta, che si chiama Suzuki, quello che vogliamo, prima di tutto la Sardegna ha un'economia, diciamo così, basata sul turismo e sull'agricoltura, ha un settore agroalimentare. I turisti, verrebbero gli italiani in generale, i tedeschi, con loro euro spenderebbero euro qua e converrebbe tantissimo a noi, senza contare anche che poi potremmo anche esportare in condizioni vantaggiose i nostri settori, i nostri alimenti, i nostri prodotti. E poi tutte queste plusvalenze investirle su una nuova industria che in Sardegna effettivamente non c'è, ecco, però, e sui servizi. Le faccio, Alessandro, posso fare una domanda velocissima? Ma secondo lei il cittadino sardo è disposto a scommettere o preferisce, diciamo, il sussidio? Beh, dipende da come viene passato il messaggio. Cioè, se si fa un'informazione giusta sull'indipendentismo, sono convinto che il sardo ha sempre lavorato, veramente è un popolo veramente orgoglioso, guardi, mi creda, è che il messaggio che viene passato dagli altri movimenti indipendentisti è sbagliato, e proprio, se verrebbe un Claudio Borghi a spiegare queste cose ai sardi vedrà che le cose cambierebbero. Bisogna proprio spiegare come funziona l'economia, che a noi manca questo, capire come funziona l'economia, e nell'economia è centrale la moneta, poi è tutto quanto il resto. Grazie Alessandro. Claudio, prego. All'amico sardo posso solo dire che la Lega, che ovviamente ha ragionissima, e sono
sono d'accordo, cioè sono convinto che la Sardegna indipendente con sua moneta starebbe molto meglio rispetto a quanto sta adesso. Posso solo dire di seguire con attenzione le prossime mosse della Lega Nord, perché è ovvio che dove c'è desiderio di indipendenza lì ci sarà Lega Nord, per cui io sono totalmente disponibile a spiegare nel modo migliore la questione dell'indipendenza ai sardi, in modo tale che se vogliono decidere per l'indipendenza lo facciano nel modo corretto, vale a dire con la loro moneta, cosa che oltretutto per un'isola, quindi con le particolarità diciamo della Sardegna, risulta anche in teoria particolarmente facile da attuare, insomma, dal mio punto di vista. Comunque lo sapete che è una delle priorità, insomma, della Lega Nord, quella di diciamo esportare la corretta impostazione dell'indipendentismo in tutta Italia. Ci sta lavorando il senatore Volpi e vedrete cose interessanti. Per quello che riguarda invece diciamo del parallelo Scozia-Irlanda, in realtà non è che ci sono delle differenze così sostanziali, perché non dimentichiamo che l'Irlanda era una nazione in fortissima crescita. Sembrava che diciamo fosse molto più forte l'Irlanda, virgolette, della Scozia, ecco, prima che venissero fuori le magagne. È vero che c'era una parte, un enorme settore finanziario privato che poi dopo è stata la causa prima della confusione, ma ricordiamo che per esempio tanti altri indicatori sembravano indicare che l'Irlanda fosse il paese più in salute di tutta l'Europa. Il debito pubblico era al 25%. Il debito pubblico sul PIL è 25%, quindi per quelli che dicono che la causa della crisi è stato il debito pubblico, ecco. Per cui insomma c'erano pro e contro. Una cosa è certa, c'è stata una crisi e l'Irlanda si è ritrovata senza il cosiddetto prestatore di ultima istanza e il risultato è stato andare in ginocchio molto velocemente. Allora, 2 mail. Ti leggo velocemente. Omar da Bergamo chiede quanto sono bugiarde e pilotate le quotazioni della borsa, visto che nonostante i continui dati negativi che arrivano dovrebbero cadere a picco e invece sembrano insensibili a questi dati. E poi gli scommettitori nel referendum scozzese per l'indipendenza danno probabilità del sì che sono scese, quanto possono riflettere la realtà. Mentre Marco pone un'altra questione, quella da cui siamo partiti. Appurato che il sistema ci vuole portare a un consistente taglio dei salari per tornare a competere, come sarà possibile poi vendere i prodotti a gente che non avrà capacità di acquisto per comprarli? Prego Claudio. La voce del buon senso. No, allora passiamo anche 2 telefonate, Claudio, ti chiedo scusa perché sennò poi le persone attendono troppo in linea. Prego. 2 telefonate, pronto? Pronto? Buongiorno. Salve, buongiorno, Claudio dalla provincia di Vicenza. Sì. Niente, per fare una battuta, qua da noi altri si dice che contro i CAI si fa una vigna. Siamo un Claudio, 2 Claudi, con il terzo faremo una vigna. Niente, ma perché proprio una vigna, scusi, che non ci sono arrivato? Perché con il CAO da noi quando si va a potare, ok, sì, lasciano tre di adesso la definizione giusta di quello che rimane non la so dare, però rimangono praticamente 3 rami che vanno a formare la vigna, cioè sì, contro i CAI, ecco, poi ce ne sono quelli che ho capito. Vabbè, dai, comunque questa è una battuta. No, era per capirla, non per altro. È una cosa bella comunque, non una cosa brutta. No, ho capito, senz'altro. Siamo produttivi, volevo dire una cosa, anche perché è difficile farne una con 3, cioè far venire fuori il prodotto buono con 3. Solo chi sa lavorare lo riesce a fare con la testa, perché dopo c'è l'altra battuta che tanti lavora col culo e non con la testa. Beh, quella è universale, diciamo. Quella non è solo vicentina, direi. Sì, comunque, no, vicentina, parliamo del Veneto. Sì, prego. Io sono veronese e abito a Vicenza, ma parlo del Veneto. Volevo dire solo una cosa. Sì. Ho sentito che
per la Scozia si sono mobilitati quelli che per non perdere hanno detto attenzione scozzesi, diventerete poveri, attenzione perché staccarvi da Londra diventerete poveri, e sono convintissimo, l'ha detto anche quando toccheranno i veneti. Però voglio anticipare una cosa: fateci diventare poveri, siamo capaci, siamo veramente capaci di rialzarci, siamo veramente capaci, dopo 1200 anni, e qualcosa sarà servito di 1200 anni di Serenissima Repubblica, a metterci dentro la voglia di poterci rialzare sempre, e negli anni del dopoguerra ci siamo rialzati di nuovo. Adesso che c'è la crisi siamo ancora il motore di questo Stato che non vale più niente. Fateci diventare poveri, vi faremo vedere come si fa a diventare ricchi. Grazie, buona giornata. Che poi con 3 CAI facciamo una vigna. Con 3 CAI facciamo una vigna. Bene. Altra telefonata, saluti a Claudio. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Giulio, saluto anche Claudio Borghi, che ascolto sempre con piacere. Sono Leo, chiamo da Padova. Volevo sottoscrivere puntualmente comunque quello che ha detto il mio predecessore, effettivamente. Nutro anch'io questo sentimento comunque. Una cosa volevo chiedere a Claudio per quanto riguarda l'intervento che ha fatto prima. Lui parlava appunto, premetto che non sono assolutamente un esperto di economia, anzi, però c'è una cosa che non capisco bene, che vorrei approfondire. Il fatto di dire, svalutando la moneta, diciamo, il Sud sarebbe più competitivo e quindi potrebbe riprendere, diciamo quote di mercato o comunque diciamo una sua competitività, stride un po' secondo me con il fatto che comunque nel Sud Italia, che io conosco discretamente bene, perché ho dei parenti oltretutto che abitano lì, abbiamo una percentuale molto alta di dipendenti pubblici, ma per quanto riguarda le industrie, le imprese, l'artigianato, in che cosa dovrebbe essere competitivo? Stringi, perché un conto è dire magari deve essere competitivo un'azienda che è già lì, e ce ne sono poche secondo me, però è un conto magari potrebbe essere dire incentiviamo gli investimenti che magari, io sono di Padova, uno è di Brescia, un altro è di Vicenza, che ne so, impiantiamo uno stabilimento lì perché lì è più competitivo, diciamo. Cioè, questo è l'aspetto da considerare, credo. Ditemi se sono fuori strada. Vi saluto. Ok, grazie. Poi devi pagare la stecca alle mafie. Comunque, quello è un altro bel problema di quelli seri. Comunque, Claudio, prego. No, ma è evidente che per la maggior parte dei casi al Sud ci siano dipendenti pubblici, ma è proprio derivante dal fatto della mancanza di competitività. Ma scusate, partendo dal contratto collettivo nazionale del lavoro, e se i costi sono uguali, le tasse sono uguali, la moneta con cui viene prodotto il prodotto è uguale. Se io devo fare una fabbrica, la faccio a Vicenza o la faccio ad Agrigento? Cioè, mi sembra evidente che giù di lavoro, che al Sud di lavoro vero ce n'è poco, di fabbriche non ce ne sono e così via. Se avessero la loro moneta, se ci fosse una moneta differente per il Sud e per il Nord, invece ce l'avrebbero. E come? E così come anche l'aspetto del turismo, perché adesso se... però quello però, Claudio, permettimi, bisognerebbe negoziarlo con le cose nostre, Ah sì, questa è una roba interna, senza dubbio, poi ce la aggiustiamo noi qua, come negoziarlo con le cose nostre. No, con le mafie, diciamo. Perché, ma sai che perché cos'è? sono secoli che il controllo del territorio è reale, non è una favola. Il controllo del territorio è reale. Verissimo. Io tuttavia ho una teoria, che il sussidio pubblico è una benzina fortissima per la mafia. Cioè, se io ho un tessuto di imprese, no, tutte che lavorano, tutte che fanno, no, e così via, dove risulta conveniente produrre similari, a quel punto io cresco, no, anche se c'è la mafia, perché tanto poi alla fine il desiderio di profitto, la convenienza vince su tutto, no? Viceversa, se i soldi arrivano da un unico canale e vengono dati in mano a un califfo locale, che poi dopo decide lui dove distribuirli, senza nessuna logica economica, commerciale, ma semplicemente a simpatia o amicizia, ma quale richiamo più forte esiste per un mafioso? Da una parte la fatica sarebbe fare una fabbrica e produrre denaro, dall'altra parte invece la fatica è andare dal califfo locale, mettergli una mano sulla spalla e dirgli: amico,
ti faccio un'offerta che non puoi rifiutare. Tu questi soldi li devi dare a B, C, D. È ben più facile, no, questo secondo meccanismo. Quindi il sussidio statale, in generale il trasferimento non naturale, non economico di denaro da una parte all'altra affidato a un'oligarchia di soggetti che si trovano ad avere il potere di spartire questo denaro, che è uno dei lavori più belli del mondo in teoria, poi dopo porta a mafia. Cioè, in teoria ridurre il trasferimento di denaro dal nord al sud sarebbe probabilmente un colpo abbastanza duro alla mafia, che ovviamente su questo trasferimento non Bene, poi c'è la questione posta da Omar, dicevamo, quanto sono bugiarde pilotate le quotazioni di borsa e gli scommettitori che danno il sì perdente, gli scommettitori inglesi. Allora, non dimentichiamo una cosa, la borsa è qualcosa, ne so perché credo di averci passato tipo come una vita, non è così immediata come uno potrebbe pensare rispetto alle notizie. Guarda, o molto in là nel tempo, e quindi tutto sommato dice le mie prospettive possono essere di un certo tipo, o molto vicino. E probabilmente in questo momento prevale il vicino, vale a dire io stesso, che sono criticissimo su tutto questo sistema, dall'altra parte sono sempre stato anche convinto che l'avrebbero ottenuto con le unghie e coi denti, e quindi in questa consapevolezza che tanto il sistema sbagliato sarebbe stato ottenuto con le unghie e coi denti, io per esempio non ho mai fatto tocchette tipo per esempio a prelevare tutto e mettere nell'oro, no? E così via, così come uno magari nel panico potrebbe fare se pensa che domani tutto salta per aria. La borsa riflette quello che farà domani, e domani sicuro terranno ancora con le unghie coi denti questa cosa, si inventeranno qualsiasi tipo di tassa o di cemento per mantenere il sistema attuale. Non sono ancora maturi i tempi per il passaggio definitivo, e quando lo saranno, paradossalmente ci sarà molti operatori che in realtà nei titoli, cioè che in realtà vorranno comprare dei titoli perché sapranno che una volta liberi dall'euro, una volta usciti da questa gabbia, l'industria e la fabbrica e la società quotata in borsa ricomincerà a prosperare. Per cui non è così immediato cercare di capire come sono le relazioni tra i prezzi dei titoli di borsa e l'attuale situazione. Senza considerare poi che ci sono anche molte imprese che sono quotate nella borsa italiana di nome, ma in realtà sono internazionali di fatto, e quindi il fatto che l'Italia vada male è semplicemente una delle voci nel bilancio, compensata dal fatto che invece tanti altri stabilimenti che hanno in tante altre parti del mondo invece vanno benone. Bene, l'ultima questione la poneva Marco da Mantova sulla questione del taglio dei salari, poi chi compra i prodotti? Ha ragione, cioè, questo è quello che continuiamo a dire, cioè, in realtà quella loro tattica che loro stanno attuando, che loro intesa come eurocrazia, che stanno attuando, vale a dire del taglio dei salari, dell'austerità e similari, per riuscire a sostenere l'euro, ha questo piccolo svantaggio, in realtà ne ha due. Lo svantaggio è che il debito diventa sempre più grande, perché quanto più tu vai in recessione, quanto più grande è il debito, e dall'altra parte che purtroppo la tua domanda interna continua a calare. Va bene perché riduci le importazioni, va male perché muori. Ed è il motivo per cui anche la grande Germania, che è quella che ha dei grandi vantaggi dall'introduzione dell'euro, in realtà dal punto di vista della crescita fa molto meno rispetto a quello di altri paesi in giro per il mondo. Perché? Perché è semplicemente quella che va meglio all'interno di un'area che sta marcendo. Bene, intanto, quindi purtroppo fallisce. Intanto ci dobbiamo salutare, però nel frattempo il tennista scozzese, che però vive a Londra e non potrà partecipare al referendum per l'indipendenza, Andy Murray, stamani ha fatto outing, diciamo così, attraverso un tweet, si è schierato per il sì. Grande giorno per la Scozia oggi, la negatività della campagna per il no in questi ultimi giorni
ha influenzato la mia opinione, dice Murray, impaziente di conoscere i risultati, facciamolo, let's do it. Bene, sono molto contento di questa presa di posizione di Murray, che effettivamente è un uomo molto seguito, e se riuscirà a essere lui che dà l'ultima spintarella, gli faranno una statua con la racchetta invece della spada. Bene, grazie allora a Claudio Borghi Aquilini, buon lavoro Claudio, buon pomeriggio, e ci sentiamo presto, non la settimana prossima, neanche quella dopo. Comunque grazie a Claudio Borghi Aquilini e un saluto a tutti coloro che ci seguono. Vuoi trovare